Davide Casarin si porta in testa dopo la farfalla 28-18 per il portacolori del Mirano Nuoto, atleta classe 95. Più giovane di questa Serie 1 è Riccardo Cervi, unico atleta del 96 per i colori del Veneto Banca, nuota in sesta corsia. Casarin ormai in vantaggio in 1:00:55 con Filippo Bugna ed Enrico Moreschi alle sue spalle. Casarin ha già vinto la prova dei 400 stile libero questa mattina. Intanto sta accumulando centimetri su centimetri di vantaggio in questa terza frazione a rana dopo le prime due a farfalla e dorso. Più vicino dei compagni di gara Filippo Bugna in terza corsia. Ricordiamo il tempo da battere di Alberto Bressanello, 2:14:12, intanto 1:39:24 per Davide Casarin. Bressanello virtualmente in terza posizione, in questo momento sarebbe alle spalle di Casarin e Bugna, quindi ancora possibilità di medaglia per lui nelle due vasche conclusive. Casarin non si lascia intimidire da Filippo Bugna che rimane in seconda posizione, va a vincere Davide Casarin. 2:09:32 ad un passo dal primato della manifestazione di Antonio Tessarotto che era 2:09:10. Casarin dunque vittoria davanti a Filippo Bugna 2:10:61 e poi Cervi in terza posizione, meglio di lui per soli 2 centesimi, però pensate Alberto Bressanello che si insinua alla terza posizione.